Alla Camera la discussione sulla legge che introdurrà il federalismo fiscale, il governo rappresentato dai ministri Calderoli e Fitto ha incontrato proprio poche ore prima le regioni e le province a statuto speciale, riuscendo a concordare alcune modifiche al testo che salvaguardano la specialità e lasciano soddisfatti almeno per il momento tutti i governatori. Innanzitutto rimane l'articolo 25 della legge, quello cioè che disciplina le funzioni delle regioni a statuto speciale. In secondo luogo si è stabilito che l'attuazione del disegno di legge sul federalismo fiscale passerà attraverso tavoli di confronto tra governo e singole regioni a statuto speciale per formulare linee guida e indirizzi alla commissione paritetica. Infine anche queste regioni si ricondurranno come le altre al patto di stabilità. Il mio è un giudizio positivo perché da un lato certifica che le regioni a statuto speciale sono diverse una dall'altro, il governo riconosce ovviamente la specialità delle regioni, noi riconosciamo che va ricominciato un dialogo con il governo centrale anche per rinegoziare questa nostra specialità alla luce delle nuove competenze che chiediamo di avere.